dati parlano chiaro, il Molise è maglia nera negli ultimi 4 anni per incidenti sul lavoro. Il report dell'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro di Vega Engineering di Mestre conferma il trend anche nell'ultimo semestre. In regione l'incidenza di infortuni mortali sul lavoro è superiore a 1,25 per milione di occupati, uno dei dati più alti d'Italia. Certo, trattandosi di una regione piccola, basta un caso in più per incidere notevolmente sui dati. Sono 3 i morti da gennaio a giugno su 100.000 occupati. Un primato negativo che si registra negli ultimi 4 anni. Il Molise, come altre regioni, come per esempio la Valle d'Aosta e il Trentino, che fra l'altro sono in prima e seconda posizione nel 2022, è una regione in cui l'agricoltura è molto sviluppata e di conseguenza molti infortuni avvengono in questo settore. Dobbiamo ricordare che il settore dell'agricoltura è un settore in cui sono presenti dei rischi rilevanti, molti dei quali legati al ribaltamento delle macchine, soprattutto in terreni scoscesi o collinari tipici di queste regioni. A livello nazionale i morti nei primi 6 mesi del 2022 aumentano del 164%, perché se le vittime nel primo semestre 2021 erano 538, la maggioranza di queste, 367, era correlata al Covid. Nei primi 6 mesi del 2022 si registrano 463 vittime sul lavoro, ma solo 11 a causa del Covid. Insomma, venendo meno una delle maggiori cause di mortalità negli ultimi 2 anni, aumentano notevolmente gli infortuni non dettati dall'emergenza sanitaria. Le fasce di età più esposte al rischio sono gli over 65 e i giovanissimi 15-24 anni, più che i trentenni, e sono sempre i giovanissimi vittime di infortuni sul lavoro anche non mortali. Altro dato: il rischio di morte sul lavoro è quasi doppio per gli stranieri rispetto agli italiani. Il giorno più nero per i lavoratori italiani, quello in cui si sono verificati maggiormente incidenti mortali negli ultimi 3 anni, è il lunedì.